In aula a pianto è frastornata. Barbara Mazzariol, 56 anni, accusata di omicidio volontario aggravato da futili motivi, davanti ai giudici nell'interrogatorio di garanzia ha scelto di non parlare. Il GIP Piera De Stefani ha convalidato l'arresto, la donna rimane in carcere. I legali che la difendono avevano chiesto una misura meno afflittiva. Ora valuteremo i prossimi passi, spiegano gli avvocati Guolo e Pinto. Abbiamo parlato con lei, ma ci siamo ancora riservati di risentirla, andremo a trovarla i prossimi giorni, un passo alla volta, perché come dicevamo la questione è molto più complessa e articolata di quello che appare. Ovviamente è molto scossa, sta riflettendo su quanto sta accadendo, sta riflettendo soprattutto su quella che è stata tutta la sua vita, è pacifico questo. Eh, il che significa anche una evidente carenza di indole delinquenziale, come si potrebbe presumere quando si tratta di questi reati. Importante sarà l'esito dell'autopsia che sarà eseguita dall'anatomopatologo Antonello Cirnelli per stabilire l'entità della ferita che ha portato alla morte dell'uomo. Solo dopo la procura potrebbe rilasciare il nulla osta per la sepoltura del 66enne. La Mazzariol, all'arrivo dei carabinieri, aveva rilasciato le prime dichiarazioni ed aveva consegnato lei stessa il coltello nelle mani degli investigatori. Mauro Pereni, la vittima, è stata raggiunta da un solo fendente che lo ha colpito al cuore. È stato lui a chiamare i soccorsi, lui è salito nell'ambulanza, ma poi la situazione è precipitata. Per questo Barbara non pensava di averlo ucciso. Quando l'avvocato Guolo l'ha raggiunta in carcere a Venezia, ha dovuto comunicarle quello che era accaduto. Si è quasi sentita male, ha spiegato il legale, non pensava di averlo ammazzato. Intanto emergono altri particolari. La casa all'arrivo dei militari dell'Arma non era a soqquadro, non c'erano segni di lotta. Non abbiamo riscontrato elementi, ha spiegato il tenente colonnello Stefano Mazzanti, comandante del reparto operativo dei Carabinieri di Treviso, che potesse far pensare ad un'aggressione violenta. Nelle prossime ore saranno eseguiti tutta una serie di accertamenti anche sul coltello presso il Resse di Parma per cristallizzare la dinamica dell'omicidio, mentre i carabinieri sentiranno familiari e vicini per approfondire l'ambiente in cui si è consumata la tragedia.